Nell'ambito della cultura il nostro è un progetto molto determinato. Noi abbiamo capito che ci vuole una direzione artistica globale, che abbia una visione globale di tutto quello che è l'intervento nella cultura a Castelfranco Veneto. Ci vogliono i luoghi. Il teatro è un luogo di incontro. Il teatro è fatto fondamentalmente da due cose: dall'identità, che è una cosa che si costruisce con gli anni, e da un progetto artistico. Il teatro in tutti questi anni qua è stato come una specie di scatolone che è stato riempito di varie cose. Manca qui a Castelfranco proprio una programmazione che va nel tempo. Perché non c'è una capacità di fare marketing? Non cercando degli sponsor, cercando dei partner, dove tu gli vendi un'adesione a un progetto territoriale. Tu lavori con noi e noi siamo qui insieme a produrre ricchezza per il territorio. Il coordinamento a direzione artistica è un percorso ben preciso, sono dei passaggi che lasciano dei segni fondamentali. Cos'è la città d'arte e di cultura? Ci sono due aspetti fondamentali. Uno può essere l'aspetto architettonico, quello che rappresenta una città, e una sono le spiritualità che la popolano, cioè quello che si produce, quello che si riesce a fare. Su ogni settore, su ogni punto del nostro programma ci saranno delle direzioni precise e professionali per avere una visione di quello che si vuole fare. Tutti gli interventi dovranno confluire su quella direzione.